Buongiorno cari amici del Marietto Veneziano, benvenuti nel suo canale. Bene, oggi vediamo una domanda che mi viene fatta spesso durante le consulenze, e cioè se ci si può avvicinare a una persona, se si può avere un contatto, se si può avere un aiuto per avvicinare a un soggetto che magari ci è simpatico. Ebbene, oggi vediamo un esercizio facile da fare, non è complicato, vedete, occorrerà una candela rossa e dopo spiegheremo come farla. Occorrerà una conchiglia, no? Dove noi nelle altre pillole abbiamo visto le proprie qualità, e occorrerà dei circuiti che abbiamo già visto nelle varie pillole precedenti. Bene, iniziamo a vedere un po' come muoversi. La prima cosa che noi dobbiamo vedere è se il soggetto che noi vogliamo avvicinare, o la signora o il signore, è per noi, cioè praticamente se è sulla stessa nostra vibrazione e frequenza. E quindi iniziamo a chiedere al pendolino, chiaramente mettendo qui nel pallino il testimone, cioè praticamente un foglietto di carta, una fotografia, un pezzo di unghia, insomma qualsiasi cosa che ci possa agganciare alla scia energetica del tipo con cui noi vogliamo avere un'amicizia, un rapporto, un incontro almeno, perché magari siamo timidi oppure lo vediamo troppo distante. Quindi facciamo una domanda al quadrante radioestesico per valutazione se questa operazione che noi faremo andrà a buon fine. Quindi prendiamo il pendolino e facciamo la domanda. Adesso io faccio una domanda chiaramente tecnica, cioè teorica e praticamente di esercizio. Allora, riuscirò a avvicinare con questa operazione radionica Topolotto o Topolotta? E vediamo che il pendolino in questo momento, per questa operazione, esercizio che noi stiamo per compiere, dice di sì. Noi possiamo usare questo esercizio per questo avvicinamento con Topolotto o Topolotta. Vedete? Va sul sì. Bene, appurato questa operazione, no? Di usare il quadrante radioestesico per la valutazione, proseguiamo a vedere se l'operazione andrà a buon fine. Quindi togliamo il nostro quadrante radioestesico per valutazione, che voi sapete benissimo ormai che lo potete scaricare gratuitamente da ilcapitano.altervista.org oppure prendere dal gruppo di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Lo togliamo e possiamo usare il nostro quadrante di valutazione per il trattamento, perché questo qui è anche un trattamento radionico, vibrazionale ed eterico, e quindi possiamo usare questo quadrante radioestesico per fare la domanda. Quindi prendiamo il nostro pendolino, ma prima ricordiamoci di aver messo il testimone sul quadrante radioestesico per la valutazione del trattamento, e quindi ipotizziamo che qui ci sia la foto, un cappello o qualsiasi cosa che ci agganci, o la scritta del nome e cognome del soggetto, e chiediamo se questo trattamento radionico che stiamo per esercitare, per fare, funzionerà sul soggetto. Quindi chiediamo al pendolino e vediamo cosa ci dice. Su Topolotto noi potremo avvicinarci con questa operazione radionica, e il pendolino ci dice che l'operazione per avvicinarsi con Topolotto è favorevole, fra molto favorevole e favorevole. Quindi siamo sicuri che l'operazione avrà un seguito. Quindi ci fermiamo. Adesso vediamo anche una cosa. Voi dovete sapere che le operazioni radioniche fatte con le candele, che possono essere definite anche magico-radioniche, devono essere perpetuate sempre con luna, in questo caso se vogliamo avvicinare qualcuno, in luna crescente, e dovrebbero essere fatte per 9 lunazioni, che stanno per praticamente una gestazione. Quindi praticamente voi dovreste fare 9 lunazioni per avere il massimo della forza in questa operazione radionica e magico-radionica. Bene, quindi
Capito che bisogna farlo in luna crescente ogni fine mese, ogni 28 giorni praticamente, e almeno 9 volte per avere un successo sicuro di questa radionica, di questa magica radionica, togliamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento che vogliamo fare e incominciamo a pulire energeticamente i nostri prodotti che useremo. Quindi vedete la candela, useremo il disimpregnatore che potete sempre scaricare dal capitano.altervista.org sempre gratuitamente. Lasceremo la candela nel centro e lasceremo lavorare il disimpregnatore per la candela per almeno 5 ore. Eventualmente non vi sentite sicuri, potete usare il quadrante radiostesico per valutare il tempo che la candela deve essere sotto il disimpregnatore, perché la candela, se l'avete comprata in supermercato, è impregnata ancora delle frequenze e delle vibrazioni di chi l'ha toccata. Fatto questo tempo, cioè almeno 5 ore dentro il disimpregnatore, voi prendete la candela, ci scrivete il nome vostro e il nome della persona a cui volete avvicinarvi e scrivete incontro o ravvicinamento. Poi prendete dell'olio di oliva e fate l'unzione, cioè praticamente spingete verso il centro con le 2 dita, vi ungete, oppure potete anche usare un pennellino, intingerlo nell'olio, ma è meglio le mani perché vi entra meglio le vostre vibrazioni. Una cosa importante da sapere è che dovete sempre pensare, mentre spingete verso il centro, all'operazione che volete raggiungere, cioè ravvicinamento. Quindi se voi volete incontrare questa persona dovete pensare al suo nome e spingere all'interno. Vedete? Questo sistema. Scrivete il nome e cognome di voi e di lui o di lei e ungete con la parola ravvicinamento. Fatto questo, prendete il vostro quadrante radiostesico, che in questo caso lo trasformeremo in un circuito radionico per trasformare le informazioni vibrazionali, in questo caso qui lo useremo con la conchiglia, che vi ho già spiegato in un altro video come si può fare, e trasporteremo le informazioni della candela nel conchiglia. Quindi prenderemo la candela in luna piena crescente, la posizioneremo qui. Chiaramente dovete posizionare il circuito radionico in un posto in cui non si incendi niente, in un posto sicuro. Lo posizioneremo in centro, vedete? Voilà. Io lo tengo perché molto probabilmente la candela, visto che è una candela di cera pura, è un po' stortina e dovrei accenderla e mettergli sotto uno stoppino. Comunque lo lasceremo in centro così. Dopodiché prenderemo la nostra conchiglia, ci metteremo dentro un foglietto con su scritto l'intento che noi vogliamo raggiungere, in questo caso qui è l'unione, l'avvicinamento con questa persona. Lo posizioneremo qui nel nostro centro bersaglio, vedete? Qui chiaramente dovete mettere un piccolo pettello, voilà. E poi prendete, dopo averla accesa la candela, prendete il vostro pendolino e cominciate a roteare in senso orario per almeno 21 giri. Vedete? Fatto questo, quando il pendolino ha fatto più di 21 giri, l'operazione praticamente può partire. Voi avete già acceso la candela. E cosa serve la candela? La candela serve a mandare sulla piastra eterica della Luna le proprie informazioni, le quali a loro volta torneranno praticamente indietro, lancerete verso la conchiglia e la conchiglia, con dentro l'informazione che volete incontrare questo soggetto, questo amico, insomma volete avere un avvicinamento con questa persona, farà il suo lavoro. Finito il fatto che la candela si consumi,
dopo praticamente 5 ore, non deve essere una candela che duri più di 5 ore chiaramente. Voi dovete togliere quello che rimane della candela, tenere questo impianto sempre operativo per almeno un mese e poi ripetere l'operazione per il mese dopo. Praticamente tenete però sempre anche il foglietto, se lo ripetete il mese dopo, dentro, perché è caricato a livello di energie, di onde di forma, è caricatissimo e quindi sarà sempre più potente. Quindi tenete la vostra conchiglia, il vostro impianto, riportate un'altra candela e rifate questa operazione sempre a luna crescente. Ecco, cari amici, anche oggi il vostro Marietto veneziano vi ha dato questa pillola per avvicinare una persona che volete conoscere. Questa è più che altro una pillola che potrebbe essere vista come magico-radionica, però chiaramente è un'operazione di base solamente per poter incontrare qualcuno. E lo dovete fare per 9 lunazioni, perché purtroppo si legge a destra e a sinistra su internet che basta una volta, invece nella realtà per fare i lavori fatti bene ci vogliono 9 lunazioni e poi lasciare lavorare sia la luna sia la conchiglia. Bene cari amici, anche oggi il Marietto veneziano vi ha dato questa pillola. Vi chiede, se non vi siete già iscritti, di iscrivervi al canale di YouTube di Illegarda o di Marietto Veneziano, oppure di seguirci anche nei gruppi di Facebook di Illegarda e Marietto Veneziano. Grazie e ciao, alla prossima.